Buonasera, ben trovati a Focus TG, tra l'altro ultima edizione del 2019, quindi che si concluda tutto alla grande. C'è da dire che sono 800 giorni oggi esatti dallo svolgimento del referendum sull'autonomia in Veneto, autonomia sul quale il governatore Zaia non vuole assolutamente alzare bandiera bianca, indietro non si torna e l'appuntamento a questo punto è dopo le feste. Non è una strada facile, questo l'abbiamo sempre saputo, però tutto il terreno recuperato non si perderà mai più. 18 regioni su 20 comunque chiedono o hanno l'autonomia. Avanti pianissimo, ma indietro non si torna. A 800 giorni esatti dal referendum dei Veneti, come segna anche il counter dei nostri telegiornali, sembra questa la sintesi della battaglia autonomista che nel 2019 ha visto improvvise fughe in avanti e altrettanto veloci docce gelate. Uno stop and go continuo. Prima la partita interna al governo 5 Stelle Lega, con ripicche divenute ormai quotidiane, e lo stallo provocato da alcuni ministri pentastellati, poi con l'esecutivo Conte bis, i nuovi impegni del ministro agli affari regionali Francesco Boccia, al quale il 23 settembre scorso a Venezia è stato consegnato un documento di 83 pagine, 4 capitoli in tutto, in cui si spiegava la proposta del Veneto per l'autonomia differenziata, Veneto che ribadisce la linea puntando a tutte e 23 le materie chieste con il referendum del 22 ottobre 2017. Seguono incontri bilaterali allargati fino al 28 novembre, quando la conferenza Stato-Regioni dà l'ok al documento quadro con la definizione dei livelli essenziali da garantire nelle prestazioni su tutto il territorio nazionale. La strada sembra in discesa, ma un vertice di maggioranza frena la corsa del testo verso il Consiglio dei Ministri, suscitando l'ira dello stesso Zaia contro Italia Viva di Renzi e 5 Stelle, ma la partita va giocata giorno per giorno. Noi andiamo avanti con la partita dei lavori, preparatori, lavori che sono conclusi dal punto di vista proprio formale, tanto è vero che abbiamo presentato la bozza di contratto all'intesa. Dall'altro il tavolo tecnico a livello nazionale è ancora aperto. Insomma, niente autonomia sotto l'albero di Natale dei Veneti per il terzo anno consecutivo. Adesso si guarda ai nuovi incontri romani, uno in particolare è già fissato. Abbiamo capito da quello che si dice che dopo la verifica di maggioranza che avverrà a metà gennaio, la prima partita che prenderanno in mano, ci dicono, sarà quella dell'autonomia, staremo lì a vigilare finché questo accada. Nelle ultime ore del 2019 una meta mondiale è senz'altro Venezia, una tradizione in cui probabilmente la città basterebbe, ma un po' tutti cercano di darsi da fare per le feste. Campanile di San Marco, Campo San Zaccaria, fondamenta San Biagio, Calle delle Laste, Calle della Pietà. I varchi d'accesso tornano a Venezia per regolare un flusso che, se dovesse mantenere i numeri dell'anno scorso, si può quantificare in 65.000 persone. In pratica, gli abitanti di una medio-grande città del Veneto arriveranno contemporaneamente a Venezia per festeggiare il Capodanno e godere dello spettacolo pirotecnico che illuminerà il bacino di San Marco allo scoccare della mezzanotte. Ad attenderli una gestione che ha già previsto il numero massimo di presenze secondo una divisione in varie zone, l'irrobustimento dei mezzi pubblici di terra e di mare sia per l'afflusso che il deflusso, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, lattine chiuse e bottiglie di plastica tappate. In piazza San Marco e piazza Ferretto, dove è prevista una nottata di musica dal vivo, non si potrà neanche entrare non solo con lattine e bottiglie, ma persino col termos portato da casa. Essere sorpresi con uno spray al peperoncino poi può costare fino a 500 euro di multa. Nonostante arrivi nel mezzo di un drammatico calo di visitatori post-emergenza acqua alta, il Capodanno veneziano continua evidentemente ad attirare molto, anche se in realtà è una tradizione per così dire piuttosto giovane. Fino alla conquista napoleonica del 1797, che impose il calendario gregoriano, la festività ufficiale della Serenissima Repubblica era un'altra. Il Capodanno veneziano si festeggia il 1° marzo, quindi si andavano a distinguere le frattaglie di febbraio e da marzo, con il risveglio della natura, quindi la primavera che ripartiva, il mondo praticamente incominciava nuovamente a prolificare, nuovamente a prendere vita, ripartiva anche il nuovo anno. Tutte le città storiche del Veneto hanno il loro bel Capodanno grazie alle loro piazze, ma probabilmente l'altro grande Capodanno della regione è quello di Prato della Valle a Padova.
far divertire famiglie e turisti e lasciare un ricordo di Padova che produca effetti positivi per il resto dell'anno. Sono i due obiettivi principali della festa di Capodanno organizzata in Prato della Valle, dove si attendono almeno 50.000 persone, anche se la speranza degli addetti ai lavori è che la cifra sia ben superiore. Una macchina complessa e delicata, quella dell'organizzazione, che deve tener conto dello spettacolo, ma anche della sicurezza delle persone e della necessità di dar loro da mangiare, da bere e magari lo spazio per festeggiare il nuovo anno. Un evento che inizia alle 22 con tanta musica. A mezzanotte il momento importante del lancio nel cielo dei fuochi d'artificio con lo spettacolo piromusicale, e quindi appena termineranno i fuochi, ecco il momento più atteso, il concerto del cantante Fabri Fibra. Quindi insomma quest'anno veramente facciamo le cose in grande. Obiettivo dell'evento anche quello di fare promozione indispensabile per una città d'arte e turistica e dare ai padovani la possibilità di festeggiare senza spendere soldi e in compagnia. Resterà appunto questa promozione della città di Padova, che vive di grandi attrazioni turistiche come è normale in una città d'arte, ma anche di grandi eventi di qualità e soprattutto momenti di celebrazione collettiva che danno il senso di una città viva, dinamica, attrattiva. Nei giorni scorsi la scelta dell'artista, il rapper italiano Fabri Fibra, da qualcuno è stata criticata per il linguaggio inappropriato contenuto nei suoi testi. C'è chi ha voluto ripescare delle canzoni di 15 anni fa che sì, effettivamente avevano, come dire, delle parole un po' crude e dirette, ma è stato lo stesso Fabri Fibra più volte a precisare che quelle vecchie canzoni di inizio carriera non fanno più parte del suo repertorio. Il tavolo tecnico organizzato dalla Questura ha previsto modifiche alla circolazione, provvedimenti sulla sicurezza, controlli su oggetti e sostanze introdotti in Prato della Valle, una piazza blindata insomma, anche se in modo quasi invisibile. Le persone che arriveranno questa sera devono essere serene e godersi semplicemente lo spettacolo. Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, sappiano che sono previsti tutti gli accorgimenti, ma facciamo in modo che siano meno invasivi possibili. C'è un nuovo anno diverso, ritorniamo in laguna, ma non certamente tra la folla di Piazza San Marco. Andiamo a Pellestrina perché lì c'è un nuovo anno con la voglia di continuare, di slancio, la ripartenza dopo la grande acqua alta e soprattutto evitarne una identica in futuro. Pellestrina volge ancora lo sguardo all'ultima alluvione con in atto le molteplici manutenzioni e guarda al domani con la speranza possa contare sulla concretezza di quanto le è stato promesso nei giorni della disperazione di novembre. Il fatto è serio, ne va di mezzo la sua stessa sopravvivenza. Bisogna intervenire su due fronti, innanzitutto dal lato mare, dice preoccupato il delegato del sindaco per le isole. Ristrutturare anche i pennelli, cioè le dighe che sono a mare, compresa anche la diga Soffolta, che sarebbe la diga che sta parallela a 500 metri dall'isola di Pellestrina, che serve a fermare le onde appunto di scirocco. Detto questo è importante perché è inutile chiudere le paratoie del Mose se poi l'acqua entra da questi argini deboli che sono queste rivette di Caroman, di Santa Maria del Mare, di Lido di Venezia, di Alberoni, di Faro Rocchetta. Bisogna potenziare e risanare appunto queste parti che sono molto importanti, se no rischiamo di fermare questa potenza che è il mare Adriatico, che soffia da sud con miliardi di litri d'acqua, ma purtroppo fermandolo appunto con il Mose, sperando che funzioni, c'è il rischio appunto che non tengano appunto queste dighe, queste piccole isolette, quindi vanno fatte le manutenzioni. L'acqua, se infatti è il bene che rende unica nel suo genere questa meravigliosa isola, è anche la ragione del pericolo da cui deve proteggersi pure dal fronte laguna. Importantissime sono le pompe idrovore, che in questi giorni appunto stanno già gli operai lavorando, anche nei giorni di festa, per la sistemazione appunto delle pompe idrovore e di tutti quanti diciamo, i generatori di supporto. Naturalmente anche alzando le centraline dal piano terreno, dal piano terra, fino a circa 1,5 metri, 2 metri di altezza, per farle funzionare meglio. Lavori per i quali si rende necessaria la collaborazione dell'ex magistrato alle acque. Che poi dipende dal governo. Quindi in questo caso il mio appello è che tutti quanti insieme adesso bisogna rimboccarci le maniche e fare in modo che il governo dia le deleghe e anche i fondi necessari per completare queste opere. Voi vorreste vedere trasferito il capoluogo della Regione Veneto da Venezia a Verona? Ne parliamo dopo la pausa.
L'idea che Venezia non sia il capoluogo di regione del Veneto potrebbe apparire, forse alla maggioranza di tutti noi, bislacca, antistorica, originale. A favore di chi? Alcuni consiglieri regionali veronesi vorrebbero la città scaligera capoluogo di regione. Sentiamo qual è la reazione del presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Forte del recente boom demografico di Verona, il sindaco Federico Sboarina sembrerebbe accontentarsi del riconoscimento di status di città metropolitana. Ad estendere le mira sull'intera regione sono invece 3 consiglieri comunali del Partito Democratico, annunciando un ordine del giorno per un confronto con regione e governo per ottenere maggiori risorse, anche paventando la richiesta di trasferire il capoluogo di regione da Venezia a Verona. Da Venezia la risposta arriva a stretto giro proprio dal Consiglio regionale. Io posso capire che Verona stia aumentando gli abitanti ed è giusto che continui a progredire come città. Non è una questione di abitanti, non è solo una questione di numeri, è una questione anche di riferimenti storici che il Veneto ha ormai appunto da parecchio tempo. E quindi in questo momento per noi l'argomento non è all'ordine del giorno. Secondo Ciambetti il PD è già in campagna elettorale per le prossime regionali, ma l'uscita dei Dem veronesi è ovviamente respinta dai compagni di partito veneziani. Io credo che Venezia non sia solamente il capoluogo di regione, ma sia una città dal profilo internazionale, punto di riferimento per tutto il paese. Quindi non è in discussione il cambio del capoluogo del Veneto. Io voglio interpretare la proposta che arriva da Verona non tanto come una proposta ma come una provocazione per porre la giusta attenzione su Verona, che è una città in crescita che rappresenta uno dei punti di forza del nord-est. Molte regioni italiane hanno un capoluogo che non solo sorge più o meno al centro del territorio di competenza amministrativa, ma supera per storia, economia e numero di abitanti le altre città. Di queste caratteristiche Venezia sembra aver conservato l'unica cosa che non poteva perdere, il suo passato. Nel 1971 il comune contava tra Laguna e Terraferma 363.000 abitanti, oggi è quasi sotto i 260.000. In meno di 50 anni è scomparsa una città di 103.000 abitanti. Verona ha 257.000 abitanti e dietro l'angolo. Fratelli d'Italia sono praticamente in campagna elettorale permanente, più degli altri partiti, e il loro presidente Giorgia Meloni non perde occasione neppure durante le vacanze. Sorpresa di fine anno per i militanti di Fratelli d'Italia che ieri sera in piazza Calalzo hanno potuto salutare la leader del partito, Giorgia Meloni. Berretto rosso e giaccone pesante contro il freddo pungente per la Meloni, letteralmente sommersa dall'affetto dei suoi sostenitori. Un brindisi di fine anno, questo voleva essere, questo doveva essere. Un brindisi per raccogliere i risultati di questo anno politico, con i sondaggi che danno Fratelli d'Italia intorno all'11% dei consensi. Affiancata dal padrone di casa, il sindaco di Calalzo e parlamentare di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, Giorgia Meloni ha parlato per una decina di minuti. Un discorso duro ed efficace contro le misure prese dal governo e con l'auspicio di un ritorno alle urne nel 2020. Sapete che significa quando aumentano le tasse sul carburante? Che aumenta il costo di trasporto di tutte le merci. E sapete che significa? Che di fatto aumenta l'IVA, solo che ve la chiamano in un altro modo. Basta con le promesse assurde e irrealizzabili, no un reddito di cittadinanza che non crea lavoro, ha detto la Meloni. E ancora, richiamando l'urgenza di un ritorno alle urne, Fratelli d'Italia sarà protagonista, ha detto, e non possiamo che crescere. Non sono mancate poi le battute con il pubblico e a chi gli ha chiesto di diventare il prossimo sindaco della capitale ha risposto: mi porto De Carlo a Roma, però a voi mando la Raggi. Soddisfatto De Carlo, che ha potuto contare anche sulla presenza e sull'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Alla fine bagno di folla con gli immancabili selfie e un fuoriprogramma in tipico stile montanaro, un giro del paese a bordo di una carrozza trainata da cavalli. Il grande problema di quando si è eletti è poi mantenere le promesse elettorali. Tanto tuonò che alla fine non piovve.
Questo potrebbe essere l'adagio per il 2019 bassanese, iniziato con la lunga campagna elettorale, con un centro-sinistra votato al suicidio non ricandidandosi il sindaco uscente Poletto e il centrodestra guida Lega costretto a vincere sfruttando l'effetto Salvini nelle elezioni di primavera. Per la serie, chiunque si fosse presentato della Lega avrebbe vinto. La scelta, ricaduta sull'avvocato Elena Pavan, è stata portata a termine all'insegna dello slogan «Bassano si cambia». E da questo momento, per i 6 mesi di governo cittadino, sono iniziati i problemi. Perché il si cambia della Pavan non è stato sostenuto dai fatti. Lasciamo pure perdere i primi 3 mesi di governo, che consideriamo giustamente un rodaggio. Ma il bilancio di quanto è stato fatto dopo, o meglio non fatto, rende lo slogan si cambia piuttosto pretenzioso. Andiamo con ordine. In questi 6 mesi cosa ha fatto la giunta Pavan? Di fatto ha cambiato il senso unico di Via Tabacco e permesso alle auto di parcheggiare più facilmente nel centro storico. Fine di quanto fatto. Sul bilancio la Giunta ha scelto il gioco delle 3 carte. Prima ha tolto progetti, come per esempio il campo sportivo del quartiere Pre, poi li ha rimessi, presentandoli come una propria iniziativa, ma se togli uno e poi rimetti uno, il bilancio della novità resta 0. Sul restauro del Ponte Vecchio, pur tra qualche mugugno, non può che accettare quanto progettato in passato, visto che il cantiere sta funzionando bene. Sulla Casa della Musica ha cancellato il progetto del vecchio ospedale per tirarne fuori uno a San Giovanni, luogo non certo adatto e che non piace alle associazioni musicali. Sull'urbanistica si intravede una partita a scacchi non ancora chiara, ma che non sembra particolarmente attenta al bene della città e nel 2020 sarà opportuno vederci chiaro, a cominciare dal Teatro Astra, dal Centro Studi e da altre possibili zone, tra cui l'attenzione va forse concentrata proprio all'ex ospedale. I proposti progetti di parcheggi sotterranei sembrano avulsi da quanto vorrebbero i quartieri, come a Prato Santa Caterina, con tanto di futuribile ma non ancora progettato ascensore. E poi le case di riposo, per cui il sindaco Pavan aveva promesso un cambio di marcia con il nuovo CDA, che restano invece in mano al vecchio direttore generale da 95.000 euro di compenso annuo, mentre per il personale si spinge su risparmi ed esternalizzazioni. Del piano per le eliminazioni delle barriere architettoniche solo parole e neppure un centesimo, con tanti saluti ai cittadini bassanesi più deboli. E del piano del rilancio del turismo tante promesse ma nessuna messa in pratica. Beh, come fine anno non c'è male, ma per il prossimo anno si potrà solo migliorare. O, ancora una volta, sulle rive del Brenta pecchiamo di ottimismo? Ottimismo che invece vorremmo avere per tutti voi a cominciare da quest'altro anno, ma quest'altro anno è un altro anno. Per ora buona fine del 2019. Un saluto da parte della redazione e da parte della TV tutta, tecnici e amministrativi.